Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati con l'FNP della CISL nello spazio di approfondimento. Andiamo molto sul concreto, ne hanno accennato più volte i sindacalisti della FNP CISL. Anziani, attenzione, fate attenzione alle truffe, ai raggiri, alla troppa volte ingenuità e anche benevolenza d'animo, perché purtroppo ci sono molte persone che approfittano del fatto che una persona è anziana e magari ha anche bisogno di compagnia, di un supporto eccetera, per attuare delle truffe anche molto importanti, ma soprattutto molto dannose. Per fare il punto della situazione, per dare i suggerimenti concreti, non poteva naturalmente mancare un rappresentante delle forze dell'ordine. Allora abbiamo il piacere di avere qui in studio Davide Battisti, segretario regionale SIULP, Sindacato di Polizia del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buonasera. Naturalmente in rappresentanza invece dell'FNP CISL non poteva mancare Ivano Cavallin, ormai ci vediamo anche spesso di frequente, sì. Segretario regionale FNP del Veneto. Grazie anche a lei, segretario. Buonasera. Allora, io dopo le darò la parola, segretario, perché quella sarà molto importante per tirare le somme, quindi voi seguite molto bene perché poi capirete come fare, come comportarsi. Prima però, non per gettare panico, ma io voglio partire subito sul concreto, perché è vero, segretario, ci sono tante situazioni che voi vi trovate ad affrontare e tante altre che non lo fate perché semplicemente non ricevete neanche la denuncia, la querela da parte della persona che subisce, che riguardano i più disparati ambiti, no? Sì, diciamo che è un tema che è molto sentito ma anche molto attenzionato da parte delle forze dell'ordine e certamente è un tema su cui serve fare informazione. Facendo informazione si evita sostanzialmente, con una sorta di prevenzione, riusciamo ad evitare poi i fenomeni che diversamente purtroppo rischiano di diventare anche per alcuni versi dilaganti. Assolutamente. Allora, un ambito so che è molto frequente dove purtroppo ci sono dei raggiri è il cosiddetto porta a porta. Allora, dettato anche dal fatto che molte persone anziane, soprattutto se sole, vedersi una persona che li viene a trovare anche per due chiacchiere tendono ad aprire, un po' perché una volta non c'erano così problemi. Che cos'è il porta a porta? Quali sono i pericoli? Beh, allora, la vendita porta a porta, partiamo facendo una distinzione, cioè ci sono grandi aziende che per scelte commerciali decidono di attuare questo tipo di vendita e dietro a questo tipo di vendita esiste però una normativa di riferimento che magari pochi conoscono, ma che prevede che appunto queste aziende trasmettano alla questura territorialmente competente l'elenco dei nominativi dei collaboratori, ovvero dei venditori che si presentano a suonare il campanello. Quindi voi avete l'elenco di chi va a fare il porta a porta? Noi dovremmo avere l'elenco, nel senso che quello è un obbligo normativo che ogni azienda che appunto decide di fare questo tipo di vendita deve assolvere. Quindi c'è un tesserino che va mostrato? Esiste un tesserino che produce l'azienda e che obbligatoriamente va indossato dai venditori. È un altro dettaglio che è necessario, insomma, che gli ascoltatori sappiano. E questo tesserino deve riportare chiaramente l'azienda di riferimento per la quale lavorano e i dati anagrafici con la fototessera dei venditori. Però si può falsare? Beh, certo, diciamo che nell'ambito criminale ne esistono moltissime di forme. Certo, noi dobbiamo cercare di evitare che alcune cose accadano, però se partiamo con una consapevolezza, cioè quindi che c'è un appuntamento magari fissato, che si sa che quel giorno a quell'ora dovrebbe venire la persona, farsi vedere il tesserino male non fa, c'è il dubbio si chiama la polizia. Esattamente, si possono fare gli approfondimenti, si può chiamare l'azienda prima di far accedere dentro le nostre case che, ricordo a tutti, devono rimanere sacre sostanzialmente, perché altrimenti poi andare a rincorrere i buoi quando sono scappati è sempre un enorme problema per tutti. Bisogna cercare di prevenire e un deterrente può proprio essere quello di chiedere al venditore in quel momento che si presenta al nostro ingresso di mostrare il tesserino che deve obbligatoriamente portare, chiedere per quale azienda lavora,
farsi sentire da dietro la porta, dire al venditore un attimo che contatto la sua azienda o le forze dell'ordine per sapere che se voi siete legittimati ad operare in questo territorio. Già questo può divenire un deterrente a chi non è un reale venditore. Chiaro, perfetto. Un consiglio in più da parte dell'FNP in questi casi che voi ne riscontrate, vi vengono a volte raccontati? A volte. Sì, ecco, noi siamo perché le persone non restino isolate, chiuse nel loro ambito domestico, perché sappiamo che la solitudine è il vero nemico, però è chiaro che muoversi significa avere delle cautele. All'interno della casa bisogna sapere che possiamo come pensionati, cioè come anziani, essere oggetto di attenzione perché ritenuti fragili, diciamo fragili, deboli, non in grado di reagire a eventuali forme, diciamo, che possono vederci come bersaglio. Per questo chiediamo che magari anche rischiando di apparire come delle persone che hanno determinate paure, ma eccedere nei controlli, eccedere nelle verifiche delle persone che si spacciano oppure si presentano come delle persone che vogliono dare qualche Quindi beneficio. meglio abbondare in cautele che piuttosto essere leggeri, tranquilli e troppo cordiali. Questa è una cosa molto molto importante. Sì. Poi le ridò la parola, andiamo a vedere invece per un altro tema che è importantissimo, sono le telefonate. Che uno pensa, cosa vuoi che sia invece? Ecco, cioè, anche su questo argomento, il telefono è un enorme strumento che ormai è diventato di quotidiana gestione da parte di tutti. Può rivelarsi uno strumento insidioso nel momento in cui noi, perché siamo noi ad assecondare l'interlocutore. Voglio dire, se al telefono ci propongono degli investimenti su note piattaforme multinazionali con promesse che nel giro di qualche giorno in alcuni casi possano decuplicare l'investimento che poi lo stesso interlocutore ci invita a fare mediante magari un versamento chiamandoci la mattina successiva o dopo qualche ora al postamat piuttosto che allo sportello con le nostre tessere di pagamento, ricaricando le carte o i conti correnti di queste persone, evidentemente non possono essere investimenti seri, perché, voglio dire, è una cosa alla luce del sole che nessuno può regalare profitti del genere. Questo deve essere già il primo sentore che ci fa insospettire da una telefonata del genere. A chi promette che grazie al trading online piuttosto che agli investimenti fatti, ripeto, su determinate note multinazionali, fatte al telefono con la guida da parte dell'interlocutore che, ricordo a tutti, non sappiamo chi sia. È una persona al di là del telefono, in molti casi, che non è nemmeno sul territorio nazionale. E dico nuovamente una cosa, ricordiamoci che prevenire permette anche alle forze dell'ordine di riuscire ad effettuare un lavoro d'effetto, ma andare a rincorrere poi determinate situazioni diventa anche per noi difficoltoso. Perfetto, e infatti qua c'è il consiglio che dà l'FNP, mai rispondere sì se non conoscete chi vi ha chiamato. Perché? Perché si potrebbero registrare l'assenso e ricostruire poi una frase che in realtà non si è mai detta. Comunque è sempre bene denunciare, perché voi dopo da là riuscite in qualche modo ad avere degli elementi in mano. Più denunce ci sono, se capita è meglio assolutamente, assolutamente. Internet è un altro ambito molto delicato e tanti anziani che comunque, perché effettivamente insomma, hanno dimestichezza, si muovono anche per passare il tempo e lì casca. I criminali informatici chiaramente affinano le loro tecniche mano a mano che vengono scoperti gli inganni dietro ai quali si celano.
E da questo punto di vista c'è un utilizzo notevole di phishing, viene definito nel gergo, ovvero di email che si ricevono per conto dell'istituto, cioè per conto dell'ipotetico, del falso istituto di credito. Questi, diciamo, chi compie questo tipo di reati è molto abile nel camuffare il contenuto grafico della mail per diciamo, far credere al destinatario che si tratti realmente del proprio istituto di credito, certo. Che tramite un link che invitano a cliccare, e questo lo diciamo ormai in modo a livello infinite volte, diciamo alle persone di evitare di cliccare link che provengono da istituti bancari nei quali poi chiedono di inserire i dati sensibili. Questa è una pratica che nessun istituto di credito ormai compie, proprio perché è a conoscenza di questo tipo di truffe. E guardate, anche in questo caso cliccare un link e inserire, perché adesso non dobbiamo neanche fare terrorismo psicologico, però cliccare un link e successivamente indicare i dati sensibili riferiti alla propria persona o al proprio conto corrente diventa una cosa che nel giro di pochi minuti può veramente creare dei grossi danni. E infatti bisognerebbe mettere dei blocchi, suggerisce l'FNP, farsi mettere dei blocchi in modo tale da poter in qualche modo arginare questa situazione, farsi aiutare sostanzialmente. Quindi qualora una persona ci sia cascata, abbia cliccato, si sia accorta di aver dato tutti i dati possibili, tutto, cosa gli resta da fare? Ma allora, se si accorge nell'immediatezza, il consiglio è quello di contattare immediatamente l'istituto di credito, intanto di riferimento, che un po' come avviene per quando si smarrisce una carta di credito. La prima cosa da fare è contattare l'istituto di credito per bloccare l'operatività del conto online, del portale online, piuttosto che del conto corrente da questo punto di vista, e successivamente recarsi a fare la denuncia alle forze dell'ordine, cercando di portare più elementi possibili, perché il web è un terreno veramente infinito, minato, e quindi più elementi riusciamo ad avere e meglio si può andare a cercare di recuperare, se non i capitali, perché questo va detto è un'operazione molto difficoltosa, ma almeno ad individuare queste persone per evitare che altri utenti possano cadere nelle medesime attività. È una cosa importantissima, non si recuperano i soldi, questo è fondamentale, per cui fate molta attenzione. Poi il lavoro delle forze dell'ordine c'è, è lungo, è anche di indagine, tra l'altro, però purtroppo in questi casi qua è difficilissimo, l'abbiamo detto più volte, recuperare i soldi. E allora, voi che cosa avete fatto in virtù del fatto che molte persone subiscono questi raggiri, queste truffe, oppure a volte sono incauti acquisti che vengono fatti? Cosa avete attivato? Allora, noi abbiamo operato attraverso una forma, per così dire, di prevenzione. Quale prevenzione? Quella che cerca di dare formazione e informazione alle persone con cui abbiamo contatti. Abbiamo organizzato incontri serali, pomeridiani nei circoli anziani, attraverso l'associazione di volontariato che fa riferimento alla FNP, l'Anteas, in cui invitando le forze dell'ordine si cerca di toccare dal vivo, dialogando direttamente con le persone, perché il nostro messaggio è: non isoliamoci, ma cerchiamo di restare insieme e trasferire conoscenze, diciamo, in termini associativi. Tenga conto che noi pensiamo che l'elemento sicurezza si ottiene mettendo insieme
diverse componenti, le amministrazioni locali, le forze di polizia che sono fondamentali, ma senza di noi che abbiamo il contatto diretto con le persone diventa difficile il trasferimento di conoscenze. Ecco, noi abbiamo questo ruolo, diciamo, anche questo privilegio sociale. E facciamo questo con la convinzione che la tutela ai nostri associati passa attraverso forme, diciamo, di formazione, di conoscenza, di informazione, di ascolto tante volte, perché chi subisce un reato di questo tipo molte volte va anche ascoltato nelle sue debolezze anche psicologiche, per cui è un momento delicato che non va trattato come un numero, ma va trattato soprattutto come una persona, e prendere atto di quello che accade per creare una forma divulgativa, una forma che ci aiuta a far sì che altri magari possano essere messi al corrente di quello che accade e evitare. Ecco. Certo. C'è l'Anteas poi, no? Sì, l'Anteas sta organizzando degli incontri specifici, proprio, diciamo, invitando rappresentanti di forze dell'ordine. Noi diciamo, in ogni territorio, ad esempio, dove opero c'è il controllo del vicinato, per esempio, che per questo dico è un lavoro che si fa a più mani, perché il centro è la persona e la tutela della persona si ottiene attraverso delle azioni cosiddette sinergiche, tra cui la nostra riteniamo che sia molto importante, che è quella della formazione, informazione e educazione. Certo. Ecco. Voi avete attivato il Fondo di Solidarietà. Sì, il Fondo di Solidarietà, già il nome dà un'indicazione su quello che è il nostro obiettivo. A chi subisce dei furti, chi subisce delle rapine o anche il furto semplicemente del cellulare o dei documenti, noi prevediamo un rimborso diciamo di entità non elevata, naturalmente. Anche il furto di oggetti preziosi può essere, diciamo, rimborsato, ha un massimale però di 250 euro annui. Diciamo che non è un'assicurazione, è una forma che dà una forma di tutela che viene riconosciuta automaticamente a tutti gli iscritti alla FNP. Ci si iscrive alla FNP, si ha in automatico questa tutela, ma l'obiettivo... Quindi presentando la denuncia... Ecco, allora naturalmente bisogna presentare la denuncia in originale. È molto importante, perché forse lo scopo principale è quello di dire alla persona: vai a denunciare anche se hai subito una cosa, diciamo, non dico irrilevante, perché anche 10 euro è una cosa che ha il suo valore. Perché? Perché le forze di polizia, le forze dell'ordine hanno bisogno di conoscere l'entità dei fenomeni. Allora noi chiediamo per il rimborso diciamo, la denuncia in originale, oltre che naturalmente la carta d'identità e così via, no? E che questa sia fatta entro 30 giorni dall'evento, perché le persone devono reagire a una usiamo il termine forse improprio, ingiustizia, perché chi colpisce i deboli, chi colpisce i fragili è un delitto inaccettabile per quanto ci riguarda. Assolutamente. Queste denunce ci sono a sufficienza secondo lei? Cosa bisognerebbe fare? Proprio in virtù di questa collaborazione che avete è uno stimolo in più per le persone, ma forse c'è anche a volte sfiducia, oppure la persona che sa che dice tanto non recupera niente, mi vergogno, non vado. Qual è il problema? Ma oddio, negare che esista questo pensiero sarebbe ecco, dire una cosa non reale. E l'invito è quello di denunciare, bisogna denunciare certo reati, commissione di reati, perché altrimenti diversamente, per quello io prima parlavo del terrorismo psicologico, perché l'effetto collaterale che altrimenti si rischia di generare è quello della rincorsa alle forze dell'ordine per determinati accadimenti che magari ti hanno un attimo spaventato, però non sono stati il compimento di un reato, perché altrimenti andiamo ad ingessare l'attività delle forze dell'ordine. Noi dobbiamo cercare di capire se realmente, dobbiamo cercare prima di tutto, come ho già detto più volte, di prevenire che alcune cose accadano. E guardate, in molte circostanze sembrerà strano,
ma è proprio, in questo caso parliamo delle persone anziane, ma non è necessariamente legato all'età anagrafica, il compimento di determinati fatti, ma siamo noi stessi a fornire ai truffatori gli elementi che servono a perfezionare la truffa. Cioè sembra un'assurdità, ma vi garantisco che è all'ordine del giorno. E come facciamo a fornire gli elementi? Alle persone che ci incontrano sotto casa con la scusa di ricordarsi di noi, di quando frequentavamo la scuola elementare insieme, sono passati magari 60 anni, già dovremo riuscire a capire che c'è un comportamento particolare in chi ci chiede e ci fa determinate domande, per cercare di arrivare a conoscere il nostro nome, il nostro cognome, in quale appartamento vivi qui nel palazzo. Ecco, sono tutte delle accortezze che noi dobbiamo cercare di evitare. Come ho detto prima, la nostra casa deve rimanere solo ed esclusivamente nostra. Bisogna cercare di evitare di essere noi stessi a fornire elementi che diventano poi determinanti per il compimento di determinati reati. A questo proposito, non fate entrare in casa nessuno, questo è il monito che fanno le forze dell'ordine e che ribadisce l'FNP CISL, ma anche attenzione ai furti. E tante volte l'anziano magari esce oppure è in casa, sente dei rumori o non chiude la porta, tutte le finestre, invece bisogna veramente stare molto attenti anche a questo, perché poi subire un furto, oltre il danno, c'è anche l'aspetto psicologico e sì, lo sconvolgimento che ne consegue. Assolutamente. Quello che lei dice è corretto, è quello che invitiamo a fare. Guardate, capita agli operatori di polizia stessi che grazie alle opere di prevenzione che fanno le singole istituzioni si è riusciti ad arrivare a livelli in cui la polizia per determinate attività d'ufficio suona il campanello e voi sapete che in questo caso la Polizia di Stato, ma tutte le forze dell'ordine hanno operatori che lavorano in divisa, certo, operatori che lavorano in abiti civili, che stanno svolgendo il loro lavoro, e capita sovventemente, e dico io per fortuna, di sentire al di là della porta la signora anziana che dice: sono solo in casa, come faccio a sapere che siete realmente degli operatori delle forze dell'ordine? E noi diciamo in modo molto tranquillo: guardi, ci chiamiamo X e Y, contatti il numero della questura piuttosto che dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza e chieda conferma se siamo noi a presentarci alla sua porta. Le persone lo fanno poi? C'è qualcuno che lo fa. Ha iniziato a farlo e poi apre la porta. Quindi voglio dire, questo è stato un lavoro che negli anni l'istituzione, in questo caso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha svolto proprio facendo un'opera di sensibilizzazione sulle fasce, come ricordava Ivano, deboli. Certo. Un consiglio, cosa si sente di dire ancora, segretario, relativamente a questi aspetti che sono molto importanti, perché qua andiamo veramente nel concreto della vita delle persone che non vorrebbero neanche sentire certe cose, perché sanno effettivamente il rischio che c'è, però quando si diventa anziani a volte è pesante. Il consiglio... È già pesante per chi non lo è. Sì, il consiglio è quello di avere fiducia innanzitutto delle forze dell'ordine in forma incondizionata. Anche un semplice, diciamo, una telefonata che in qualche maniera può essere elemento di sicurezza. La seconda cosa è quella di munirsi di informazioni, cioè restare aggiornati, leggere e ascoltare. Terzo consiglio è quello di partecipare il più possibile alla vita associativa. Durante gli incontri, nelle riunioni che si svolgono a tutti i livelli, questo è un tema che viene sempre in qualche maniera sottolineato. Chiaro che poi possiamo dire munitevi di un impianto, cioè può essere l'impianto di allarme, ma la tecnologia molte volte è una forma che può essere utile, però per un pensionato che ha bisogno dei contatti, che ha bisogno, diciamo, che dà fiducia agli altri, molte volte questo è, diciamo, la sua vulnerabilità è molto più elevata, e credo che il consiglio che diamo è quello: siate prudenti,
però non chiudetevi nel vostro ambito diciamo di casa o nel vostro ambito ristretto, siate prudenti e continuate però con le conoscenze che in qualche maniera anche questa sera, oggi siamo riusciti a diffondere, continuate a fare una vita diciamo a contatto con le persone, attiva. Una vita viva, una vita ricca, ecco, di contatti umani. Certo. Quali sono le zone più a rischio, cioè le zone, gli ambiti più a rischio? Le città molto urbanizzate o le campagne? Perché abbiamo visto delitti anche efferati e comunque anche furti, rapine a mano armata anche in case di anziane persone, molto anziane, anche in paesi delle periferie, in luoghi inaspettati. Ma ecco, tracciare una statistica in questo momento... No, una statistica, non è una cosa, un sentimento. Ecco, è un po' difficile, però ormai diciamo che si cerca, grazie alla capillarità che cercano di avere le forze dell'ordine sul territorio, di garantire la sicurezza a tutti, sia a chi abita nei grossi centri urbani che chi sta fuori. Allo stesso modo dobbiamo dire che anche i criminali, insomma, hanno scelto, non fanno tutta questa distinzione tra o preferenza nell'operare in una città piuttosto che nella periferia o nel paesino. No, perché a volte le persone che stanno in un paesino, stanno fuori in campagna, si sentono magari più tranquille perché vivono da una vita lì, conoscono tutto, e a volte è là che succede il fatto, magari in altri ambiti invece c'è più maggior prudenza. Mi però sentirei quasi di disfatare questa cosa, nel senso che ecco, non ci sono dati testuali. Assolutamente, i furti in appartamento capitano alle 6 di sera, quando la gente, il condominio di 10-12 piani è affollato e capita comunque, quindi non è legato esclusivamente al fatto di poter agire in una casa, in una villa isolata piuttosto che in un condominio. Attenzione sempre, insomma. Bene. Detto questo, io vi ringrazio perché il tempo è veramente volato, ma sono cose estremamente importanti. Se volete avere poi informazioni potete, chi di voi ha dimestichezza, consultare il sito www.anteasveneto.it, chiamare l'FNP della CISL con tutte le sedi per avere ulteriori supporti, rivedere in replica la nostra puntata dove ci sono anche le slide con i consigli, i nostri ospiti che ringraziamo, Ivano Cavallin, segretario regionale FNP del Veneto, grazie di essere stato qui con noi, grazie a Davide Battisti, segretario regionale SIULP, Sindacato di Polizia del Veneto, grazie anche a lei. A voi cari telespettatori, buon proseguimento, alla prossima.